Hanno già bevuto. Sono vicino, No, un po' secco, quindi no. Vicino al microfono. Prima di tutto, Ok. Prima di tutto, Prost. Zum Wohl. Parliamo di cibo o della gara? Di cosa vuoi parlare? Di cibo. Di cibo meglio. In questo momento è meglio parlare di cibo, sì. No, domani cosa ti aspetti della tua gara? Domani cosa mi aspetto della mia gara? Guarda, io avevo delle... Cosa ti aspetti dopo l'aperitivo di stasera? No, in realtà io avevo delle aspettative per l'aperitivo. Per la gara non mi ero fatto tanto un'idea, però oggi sono andato a provarla ed è molto bello. Arrivare su in alto al passo è veramente molto scenografico, quindi spero che insomma sia, oltre alla fatica, anche un pochino piacevole, ecco, anche domani. Oggi è stato piacevolissimo, spero che un po' lo sia anche domani. Perfetto, quindi Allora Greta, dici come ti sei preparata per questa gara? also ich darf auf Deutsch reden. Das heißt, keiner hier versteht mich. Nee, also ich war die letzten 2 Wochen auf Urlaub in Portugal. Das hat er verstanden. Nein, also ich habe die ganze Saison ziemlich früh angefangen und bin dann zum Schluss raus etwas müde geworden und habe die Entscheidung getroffen, mal wegzufahren im Urlaub. Habe jetzt richtig die Batterie aufgeladen und bin jetzt voll motiviert und kann morgen ein ziemlich anstrengendes Rennen machen. Weiß noch nicht genau, was auf mich zukommt, aber ich hoffe, es wird alles gut gehen. Allora, traduco in italiano. Allora, siccome Greta ci teneva molto a fare bella figura a questa gara, è stata in Portogallo a fare un ritiro un po' particolare. Allora, ha affittato una bici elettrica, perché voleva fare tanti chilometri, però allo stesso tempo pedalava, perché ovviamente doveva anche tenersi allenata. Il problema è che è arrivato a un certo punto e la batteria è finita e quindi è rimasta a piedi e ha dovuto poi affittare un camper e finire la vacanza in camper, però comunque ci ha provato a prepararsi per la gara, poi è andata così, però è stato comunque bello, no? No, molto bello. Tocca a me, quindi vai, anch'io mangio qualcosa che già abbiamo mangiato prima. A cena andiamo ancora o è questa? Visto che per tutta la stagione ci hai cucinato, ci cucini anche oggi qualcosa o... Se andiamo avanti così direi che andiamo abbastanza bene, anche perché hanno detto che dobbiamo finire la bottiglia, quindi... lì sono allenata adesso, non ci sono problemi. Adesso ne facciamo una testa.